Cavallini, Zoboli, Michelucci, Dioni, Molinari, Braccini, Pin, Bicicli, Torriglia, Gennari, Turotti, allenatore Perati. Parlare di Carlo Zoboli è quasi d'obbligo nella storia della squadra bianco-blu. È nel 1949 infatti che Carlino, nato a Bonporto in provincia di Modena, arrivò in città proveniente dalla Juventus. Da quell'anno non ha più lasciato la città, giocandovi ininterrottamente 15 campionati, prima con la Carbosarda e poi con il Carbonia, risultando alla fine il giocatore con il maggior numero di presenze nella storia bianco-blu. Zoboli ha vissuto le fasi più importanti della squadra e in occasione della partita con il Calangianus in Serie D il 27 maggio del 1962 venne premiato per la sua 350esima partita in bianco-blu con una medaglia d'oro, atto dovuto in omaggio alla serietà dimostrata nell'arco della carriera sia come uomo sia come atleta. Senza voler fare della retorica si può affermare che Carlino ha sempre sentito nella pelle la maglia bianco-blu in considerazione delle 380 presenze collezionate in partite di campionato. Il suo attaccamento ai colori bianco-blu è stato forte anche perché dopo aver sposato una ragazza locale, Elena, decise di fare di Carbone la sua città d'adozione. Alla fine della carriera ha sempre fatto parte della famiglia mineraria con le mansioni di massaggiatore, divenendone così la bandiera bianco-blu. Per finire si deve dire che altra grande soddisfazione per Zoboli è stata quella di vedere a cavallo degli anni 60-70 i figli Hubert e Franco giocare in maglia bianco-blu per più stagioni. Cavallini, Zoboli, Michelucci, Dioni, Molinari, Braccini, Pin, Bicicli, Torriglia, Gennari, Turotti, allenatore Perati. Welcome to my world of music. Be ready for an unforgettable moments. Be ready for the best music from around the world. Please volume up and be free. Be ready for the best music from this planet. Let's get started.